C'è chi sporca e chi lo sporco non lo sopporta assolutamente e si sostituisce esasperato ai netturbini attesi inutilmente da troppo tempo. Nel nostro caso è sbagliato parlare di protagonismo civico perché l'episodio serve solo a stigmatizzare l'assenza del comune per quanto riguarda la pulizia delle strade, dove lo spazzamento non esiste con le conseguenze che tutti conoscono. Non è protagonismo civico, ma soltanto il bisogno della gente di vedere assicurati servizi come quello della pulizia, appunto, per il quale è chiamata a pagare bollette spesso salate abbastanza. E a proposito di pulizie che non vengono eseguite per come si dovrebbe, vogliamo ricordare un caso davvero eclatante circa l'abbandono per strada delle erbacce dopo il decespugliamento. Parliamo di un lavoro effettuato 3 mesi fa nel quartiere di Fontanelle con le sterpaglie praticamente abbandonate da allora ai bordi dei marciapiedi e per giunta accanto ai tompini. A far ripulire la zona, evitando conseguenze in caso di forti piogge, non è servita neppure la segnalazione fatta all'assessore alla protezione civile del comune Gabriella Battaglia, alla quale avevamo girato una foto dei luoghi interessati fatta pervenire alla nostra redazione da un abitante di Fontanelle. In questo caso naturalmente non c'è protagonismo civico che tenga, serve solo l'intervento degli uffici comunali preposti.